Appuntamenti in agenda per sabato 31 agosto. Si conclude la settimana di vita fraterna al convento di Savona. Per informazioni sull'ultimo incontro contattare Fra Alessandro al 349 81 76 415. È cominciato a Sarzana il Festival della Mente alla sua 21esima edizione, tanti gli ospiti e gli eventi in programma per tutta la giornata al Teatro degli Impavidi. L'Associazione Nazionale Alpini, gruppo di Sopra la Croce, effettua il pellegrinaggio mariano sul Monte Aiona. Partenza prevista alle 9:30 dalla cappella di Prato Mollo. A Campo Ligure prosegue Gallo in Campo 2024, il Festival della canzone raccontata. Alle 16 partirà il corteo dalla sede dell'ANPI alla tomba di Don Andrea Gallo, cittadino onorario di Campo Ligure. Alle 18 verrà poi presentato il libro Macchi, un barese nella resistenza ligure. Prosegue a Leivi il Critical Beer. Nell'area ludico-sportiva di San Bartolomeo torna la manifestazione dedicata alla promozione del consumo di birra artigianale con street food e musica dal vivo. Appuntamento con inizio alle ore 17 fino all'1 di notte. A Santa Lucia di Ne è previsto asado e testaglier e le erbe amiche della tradizione a partire dalle ore 18. Per informazioni e prenotazioni contattare il 348 39 66 190. Lungo l'anello di Villa Oneto e del Bocco di Levi avverrà un'escursione notturna per camminatori abituali con un percorso di 7 km. Ritrovo alle 18:30 in località Ciandedria, tra Camposasco e Villa Oneto nel comune di San Colombano Certenoli, con partenza prevista alle 19:15. A Recco si terrà la cena Pro Santuario in via Trieste. L'inizio è previsto alle 19:30 con un menù a base di focaccetta al formaggio, trofi al pesto, vitello tonnato, panna cotta e bevande. Il ricavato sarà devoluto a favore dei lavori di restauro del santuario. Arriva la finale di Rapax 24 presentata da Melita Tognolo e Giulia Eleonora Musso alle 20:45 a Villa Tigullio a Rapallo. Ospite d'onore Benedetta Caretta, affiancata da 3 giudici per il ballo e 3 per il canto. Sul Sagrato di San Terenziano di Levi proseguono le serate musicali con note in viaggio dall'Europa a Buenos Aires con Cecilia Novarino al piano e Matteo Ronchini alla viola a partire dalle 21:30. Si conclude nel giardino della parrocchia di San Michele di Pagana la rassegna Sotto il campanile. A chiudere gli incontri sarà Andrea Nicastro, inviato di guerra, che porterà la sua testimonianza su I dividendi della pace. L'appuntamento è alle ore 21:30.